Bene raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Fioi, torniamo su Formula Legends, sono riuscito a scaricare ste cazzo di mod. Finalmente. Allora, io direi di andare... Voglio andare con Ronnie Peterson nella Season 75. È un gioco da una vita, quindi... Però voglio mettere normale, c'è addirittura... Cioè, è difficile, addirittura c'è molto difficile, però... Adesso stiamo calmi. Vediamo, i nomi ci sono. Dai, non siamo ultimi. Difficoltà difficile, non è la massima perché c'è molto difficile, ma andiamo con Ronnie Peterson. Aia, dai che ci siamo, dai che ci siamo. 11 laps qui a Milan Lagos. Solamente le qualifiche per me sono più difficili, ho bisogno di un punto di riferimento. Stiamo spingendo come dei pazzi scatenati, però ogni tanto mi laga il sforzo del coglione. E vola, vola, culo. Giro veloce di Peterson, però non si è sembrato anche anche la sigla. Attenzione, un piccolo errore davanti, sfruttiamolo. Pompiamo però, a livello difficile. Interlagos comunque è la gara come andiamo, lo sappiamo. E poi ogni gara è storia a sé. Un veneziano spettacolare. Ancora appena, ma stiamo pompando molto bene. Allora, cara le gomme 77%. Mamma mia, è un piccolo contatto, ma siamo in testa alla corsa, il comandante veneziano al secondo posto, Reutemann. No, questo è un errore clamoroso. Ho messo anche, sì, nel senso che sono le sponsor ufficiali forse, no, bah. Non riesco bene a capire bene. Non lo so. Forse uno se lo... boh. Ragazzi, ma non mi aspettavo questo dominio a difficoltà. No, è difficile. Sta volando veneziano verso l'Eternity. Comunque stanno tirando fuori bei DLC a livello di macchine, però servono più tracciati, non puoi fare un campionato con 4 gare, servono tracciati ragazzi, tiratemi fuori almeno una decina di tracciati, almeno 8 gare a stagione su tutte le stagioni, intanto. E dopo crearli tutti, chiaramente tanto non hai le licenze, che te ne frega, fai simili e basta. Che gara fino a questo momento, non me l'aspettavo proprio. $50%. 2 secondi e 8, un comandone afrodisiaco. Un giro perfetto che lo porta dritto in pole position. Grande Andrea Amici.
Purtroppo il buon Andrea non è più tra noi, ma idolo. Ricordo Grand Prix, e poi Formula 1, la Formula 1 commentati da lui sono top mondo. 4 secondi stiamo dominando sopra alla prossima Sox dei box. Spero di non perdere troppo tempo perché la macchina non tiene più come prima. Difficoltà per il campioncino svedese. Vediamo come va sto mondiale. Se lo dominiamo così è chiaro che andiamo molto difficile. La cosa è abbastanza scontata. Box. Speriamo bene. Aspetta, non mi ricordo una minchia. Ok. Vai. Go. Siamo terza posizione, ma probabilmente dovremo ancora fare la sosta perché anche le sigle forse sono giuste adesso. Il godimento legna sovrano. Tutti i box, signori. Dobbiamo solo chiudere. Comunque è previsto per il 2026 il multiplayer, cioè. E questa è una grande notizia, voglio assolutamente giocarlo perché voglio ammazzare un po' di gente con le speronate come indiane. Adesso a parte scherzi, può essere molto bello. Mi aspettavo questo livello di difficoltà, però sto dominio e non tocco il gioco dall'ultimo review ho fatto. Questo gioco però mi ricorda troppo il matrimonio e ho iniziato a giocare proprio nei giorni 2 o 3 giorni prima del lieto evento. Laps Remaning, signori, il Remaning che tutti noi sogniamo. Comunque in realtà, ragazzi, se Verstappen vince un mondiale dove veramente deve essere una lotta tra McLaren, tanto abbia una vergogna McLaren, ma Verstappen purtroppo entra nell'Olimpo, ragazzi, perché vincere un mondiale così è un fenomeno proprio, cioè è un fenomeno, lo sappiamo, però vincere così entra proprio tra i più grandissimi perché comunque la macchina inferiore, attenzione. Final lap. No, non mi arrendo, io sono un bambino bravissimo, sono un bambinotto svedesone. 6 secondi, 7 secondi, ragazzi, difficoltà. Adesso le macchine tengono anche già più la strada, quindi te la godi di più. Devo giocare per scaricare tutte le stagioni. Signori, ultimi chilometri e andiamo a vincere la prima tappa del mondiale, la prima di 202 tappe. Yes, scusate, adesso sono un po' andato. Bella, grazie caro, grazie. Per colpa di un pazzoide. Guarda che belli. Jean-Pierre Carlos. Devo sistemare anche i punti, non sistemare in base alla... Ma è difficile, non me l'aspettavo. Ragazzi, nel prossimo, cioè, se vinciamo il mondiale con solo vittoria, mettiamo anche molto difficile per me. Vai, 5 laps. 5 fottutissimi laps.
Il Cume sta già pitturando la scena. No. Panico, 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 paura. Questa stagione 75. Mamma mia. Sì, non serve comunque correre così, perché tanto insomma la fuga c'è. La classica fuga cumendiana. Qua in qualifica ha fatto un incidente al primo dei 2 giri, mamma mia. E si go. Boom. Cioè, per il momento è veramente un dominio imbarazzante. Fastest di Peterson. Sta veramente volando Ronnie. No! Cosa succede? Non ci credo. Tutorial su come riportare le... Ma Dio, vedi un errore. 2 errori, siamo a 1 secondo. Ma puttana miseria, mi sono distratto. Sette secondi persi in una fottutissima curva. Vabbè, sono tranquillo, posso tranquillamente tornare al top. Comunque c'è lo sponsor Oyer, quindi vuol dire che si è installata anche la patch. Martini, abbiamo il brand ufficiale. Che brutto errore però. Resistenza gomme 50%. Andiamo anche ai box, che non voglio rischiare, peccato, però abbiamo già di nuovo 4 secondi comunque. Oh no, veramente facilitato il gioco, non lo so sinceramente. Mamma mia. Se non andiamo di... la prossima comunque in ogni caso direi molto difficile a questo punto. Box, box, box.
Parapapapam. Il cume sta pitturando letteralmente. Box, box, box. Dai, veloci ragazzi. Boh, go, go, go. E nonostante tutto siamo primi, cioè. Nonostante tutti i box sono andati tutti insieme. Un giro e mezzo andiamo a vincere anche la seconda tappa del mondiale 75. Boom boom. No. Lo gioco è no divertente di più, però se vinco ogni gara così che non posso cambiare il livello in corsa purtroppo. Però come ho detto nella prima gara servono più tracciati, ve prego. Basta per i DLC del monoposto, va bene, che i DLC sono belli, belle macchine, bello tutto, ma vogliamo adesso i circuiti, anche prima del multiplayer sinceramente. Ultimo giro un cume a dir poco, afrodisiaco, sta portando a casa con Ronnie Peterson la seconda vittoria su 2 gare. Come stiamo pitturando, la 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 la. Cioè, seconda parte di gara imbarazzo, siamo a 14 secondi praticamente. Ma non veramente facilitato tutto, ma non avrebbe molto senso. Vicinissimi ormai, poche curve separano Ronnie Peterson dal secondo successo in stagione. Easy go, easy go. Winner. Grande vittoria al North Shore. Punti preziosi per il talentissimo. Ting. Guarda che bello. 25 point. La classifica ci vede più 20, dai, e anche nella costruttori siamo in vantaggio. Go. Tanto Alan Prost è quasi scaricato. La tappa number 3. Vediamo. Pioggia a Monte Carlo in qualifica. Qualificazione non semplice qui. Monte Carlo 12esimi.
Go, go, go. Andiamo a recuperare in gara. Attenzione, qualcuno si è ammazzato, tutto bene. Occhio. Dai ragazzi, comunque possiamo adesso chiaramente finiamo la stagione con i mondiali con più gare, devo fare 2 video ovviamente. Qua c'è lotta, dipende anche dalla gara, delle gare sono più forti, altre meno. Devono bilanciare la difficoltà secondo me in base al tracciato, a mio modesto parere. Attenzione. Faccio fatica a superarlo, però. Dai, però, fiori. Possiamo passare da dominare a questo. Io capisco che, ripeto, la difficoltà non è bilanciata per ogni tracciato, secondo me. Però, ora, guarda. Ora spinge il talentissimo. Aia. Dai fiori, dai. Mamma mia che brutto, questo è un errore orrendo. Non stiamo guidando benissimo qui nel circuito monegasco. Guarda, qua la sovraimpressione rompe un po' i maroni. I primi se ne stanno andando, ahimè. Aia, ciao. Che disastro, 65, mamma mia. Ho la macchina veramente presa male. Non una gran gara oggi. Monte Carlo vinto anche delle volte. Dipende, ovvio. Stiamo perdendo tanto, anche la macchina danneggiata, la vittoria la vedo quasi impossibile, salvo miracoli o errori degli avversari. Dai che sto recuperando, dai che si recupera. Ronny è a caccia. E vola come. Il cielo sta un po' nuvolando, ma non mi pare da pioggia. Ed è anche fastest. Dopo sbaglio come un... Troppi errori oggi. Dai però. Vado ai box, la macchina la sento veramente male. Speriamo
nel meteo, perché sennò so cazzo. Vai Ronny. Devo mettermi a posto. Vai. Se devo fare una seconda parte di gara Sublime se voglio recuperare. Se piove, è finita. No, sono già. Niente, non sono costante in sta gara. Senza errori posso tranquillamente recuperare almeno il quarto posto. Almeno quarto posso arrivare. Concentration massimale. Tutti i box sono andati, che cazzo. Sembra strano però. Secondo me manca ancora qualcuno, spero. E ho il giro record eppure sono sesto. Una delle più classiche sixth place. Qua Monaco per un gara da dimenticare. Niente. E 3 secondi dal quinto, non lo prendo mica, No, tutti i box non me l'aspettavo. Quando cazzo sono andati? Ci ho laps alla fine. Gara balordissima. Anche se sto anche recuperando. Sto recuperando a sbrega adesso. Dai. Grande giro questo. Dai che prendiamo Carlos Guerra. Perché non è Carlos Pace, ma è Carlos Guerra. Ovviamente. Dai, almeno quinti. Quando cacchio sono andati i box questi però boh. Ormai è finito. Attenzione. Adesso vanno lenti. Porca miseria. Niente. Peccato. Peccato. Sesta posizione, Poteva andare meglio. Beh, che peggio. Ok, andiamo a vedere la classifica. 58 a 45, raga. E nella costruttori siamo lì. Ma perché hanno fatto i nomi così lunghi? Non capisco.
Un punto e scarico il piccolo Halen. Dai. Ultima tappa del mondiale. Ci giochiamo. Aspa. Raga, siamo quinti, la Fit settimo, vai. Abbiamo un bel vantaggio, basta far punti ed è fatta praticamente. No, partenza orrenda. Cioè perfetta ma la mini frenatina. 11 laps a Spa. Mi li godo. E questo? Ragazzi, qualcuno va per campi. Incredibile. E basta fare una gara attenta, precisa, senza troppi rischi, e possiamo portare a casa il mondiale. Boom. In testa alla corsa Michael Schumacher, al secondo posto Mika Hakkinen. Questa è come veramente la telecronaca di The Adams, come ha influenzato tutti quelli della mia età, è pazzesco. Dai che andiamo. Non sto rischiando più di tanto perché so che con questo risultato siamo matematicamente campeones del mondo. Così possiamo sbloccare anche nuovi campionati. Di nuovo fastest per Ronny. Unbelievable. Di momento rimaniamo quarti, comunque. Cerchiamo di non danneggiare. Guarda, se fare il cretinotto contro James Bondant. Non serve rischiare come. Però c'ho il passo e qua c'è il grandissimo sorpasso. Sulla schietta di Ant. Qua la pitturiamo discretamente. Su alcune è leggermente a caccia. Aia. E questo è boom boom, l'ennesimo fastest. Sono l'uomo dei fastest. Mi chiamavano Signor Fastest. Dai, che rincoglionito adesso. Se lo prendere Reutemann. No. No, cosa? Vabbè. Vabbè. Ormai voglio vincerla. Dai ragazzi, involiamoci. Verso la gloria eterna. Pioggia, pioggia, pioggia. Attenzione taglio. Non la vedo però la pioggia. Sta iniziando a piovere, ma
Non vedo dove però. Oddio. Vediamo se riusciamo a stare così per vedere la macchina. Eh sì, adesso piove. Più o meno la vediamo. Vediamo anche un po' l'estetica, diciamo. Vai. Wet. Full wet. Dai però, fioi. Dai. Pioggia torrenziale adesso. Adesso è torrenziale. Ancora le Jackie X, errore clamoroso del buon X. Mamma che errore di X, signori. Teoricamente X ce lo distruggiamo. Ma voglio riuscire a giocare così perché voglio vedere la macchina. X iBox. Torniamo in seconda posizione. Attenzione, rischio. Con Reutemann. No, attenzione, troppi. Verità che il secondo posto va bene, però comunque il livello è buono, cioè voglio mettere molto difficile perché voglio provare, però voglio stare con questa visuale perché vedere la macchina è più bello, diciamo che la grafica è quello che è, era troppo vicino, secondo me perde un po'. Due giri alla fine, attenzione con anche due penalità. Dai raga, andiamo a chiudere. Sta smettendo di piovere ma ormai. Sta provando alla fine, ma va a vincere. Reutemann, ma va bene così, va bene così. Campioni del mondo. Come? Ah no, cazzo, no, ma sono deficiente. Mancava un giro, non ci credo. Potevo ancora recuperare. Su Reutemann, ma sono proprio un pirla allora. Ma che... Ma straconvinto. Vabbè. Potevamo rompere almeno i maroni a Reutemann almeno. Invece mi dava. Funzione. Giustamente, dai, merita Reutemann. È mondiale. Vinto bene, tranquilli. Speriamo che i costruttori, cazzo. 2 gare su 4 ho vinto comunque. Però è stato costante. Andiamo alle classifiche. Cazzo, perdiamo il costruttori purtroppo. La Brava non vince. Vai. Però vinciamo il mondiale alla grande. Boh. Niki Lauda scaricato. Clay Ragazzoni. Ok, un po' di gente, Reutemann, GX. Molto bene. E sì, prossimo mondiale 1979.
Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Ciao!